Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Maltempo, comincia la conta dei danni, sopralluogo della protezione civile nei luoghi colpiti dall'alluvione Torre Archirafi, nella zona di Giarre è devastata, franata anche la Timpa da Cireale. A TG Sicilia la testimonianza della donna che assieme al marito ha salvato alcuni automobilisti intrappolati in macchina. Con la pioggia cadono a pezzi anche le scuole, danni nelle aule a Catania e Siracusa, manifestazione degli studenti che chiedono strutture più sicure. Allarme e rabbia a Stromboli, strade, botteghe, abitazioni invase da fango e detriti dopo ogni pioggia. I residenti adesso pretendono risposte dalle istituzioni. Ecco come il clan Sant'Angelo di Adrano e il clan Mazzei, meglio conosciuto come i Carcagnusi di Catania, si spartivano gli affari e comandavano ad Adrano. 18 arresti nell'operazione Meteora della DDA Etnea, è stata fatta luce anche su un omicidio avvenuto nel 2016. Filippo Mosca dovrà restare un altro mese nel carcere della Romania. La sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta rinvia ancora l'estradizione in Italia. La fortuna bacia Palermo, vinti 2 milioni di euro con un gratta e vinci acquistato in una ricevitoria in via Terrasanta. Calcio domani sera, derby al Massimino tra Catania e Trapani. I rossoazzurri non vincono da un mese. Ancora buongiorno, in apertura del nostro telegiornale il maltempo, cominciata la conta dei danni nella zona ionica tra i comuni di Giarre, Riposto ed Acireale. In mattinata il sopralluogo del capo della protezione civile Salvo Cocina sui luoghi appunto devastati. Prima tappa la Timpa, franata all'altezza di Santa Tecla, siamo ad Acireale. Ha detto il capo della protezione civile regionale, qui è caduta più acqua che a Valencia. L'ho sentito per noi Tonino De Mana. Direttore, sopralluogo appena espletato, allora cosa ha la Timpa? La Timpa soffre innanzitutto di una sua peculiarità, che è un terreno fortissimamente scosceso, qua vediamo pendenze superiori al 100%, quindi un equilibrio instabile e delicatissimo, basta una pioggia per fare crollare i massi, terriccio, ed è quello che è avvenuto. Qui sembrerebbe che sia venuto qualche cosa in più, è crollato un terrapieno di un'opera privata che ha innescato questa grande colata che è lunga centinaia di metri, che quindi si è riversata sulla strada e l'ha ostruita. È un territorio delicatissimo su cui ora avremo qualche intervento da fare, però ripeto, il primo intervento è quello del rispetto del territorio, è una zona vincolata. Nessun morto, nessun ferito, nessun disperso. Ieri il prefetto ha parlato di miracolo. In parte miracolo, in parte devo dire che c'è stata anche un'attenzione particolare della popolazione. Teniamo conto che le popolazioni di queste zone sono sensibili ai rischi. Quanto è importante l'allerta? Perché probabilmente ha scongiurato tante vittime ieri. Quando piovono 500, cadono all'alto 500 mm, piogge intense, avete visto fiumi di fango e di acqua, e non si può fare nulla per contrastarlo fisicamente. Occorre semplicemente che le persone non si trovino in quel posto, siano responsabili, che siano coscienti e allertate in tempo. Certo, se sono impreparati possono correre dei rischi seri. Qualcuno ha fatto un paragone con Valencia ed in effetti il quantitativo d'acqua non è stato da meno. Assolutamente, no, il quantitativo d'acqua non è stato da meno, è stato paragonabile, anzi se pigliamo i 10 giorni prima superiamo i 1000 mm di acqua. Sono purtroppo eventi improvvisi in questo versante ionico rivolto al mare, generato dal surriscaldamento del mare. Adesso ci spostiamo a Torre Archirafi, frazione di Riposto, nella fascia ionica catanese, uno dei luoghi più colpiti dall'ultima alluvione. Strade devastate, fango ovunque e auto trascinate in mare dalla forza dell'acqua. Ecco come si presentava stamattina alle nostre telecamere quella zona. Il servizio. Il giorno dopo l'alluvione quasi non sembra vero che questa strada era quella che vedete, con le auto trascinate dalla furia dell'acqua e finite addirittura in mare. Torre Archirafi si lecca le ferite e tira un sospiro di sollievo perché da queste parti ieri si è temuto davvero il peggio. Mezzi meccanici all'opera per rimuovere auto incidentate, le altre sono in acqua, detriti sotto un sole che riscalda e che indurisce anche il fango. Si ripuliscono case, garage e cantinati, c'è chi viene a guardare o semplicemente a portare solidarietà. Stanno lavorando
intensamente quelle della protezione civile. Io abito un po' più sopra e sono venuto a dare un po' di solidarietà agli abitanti di Torre Archirafi. Poca voglia di parlare, il pensiero è rimuovere il fango ed avere un minimo di normalità. Vedo che lei è ancora provata per ieri. Mi sento sì. Difatti non sono potuto uscire nemmeno con la macchina perché c'è la strada bloccata. Poteva andare peggio, le cose si sistemano, le persone, le vite umane no. Molte macchine le abbiamo viste scivolare in acqua come fossero sembrava un film. Sembrava un film, sembravano i giochi dei bambini, perché l'acqua, la portata dell'acqua, l'acqua è arrivata qui. Noi abbiamo avuto l'acqua fino al terzo scalino. E qualcuno pensa ai tanti bambini, forse quelli più scossi dall'impressionante furia dell'acqua. I bambini che vedevano dai balconi sono rimasti sotto shock. Praticamente anche i figli di mia nipote questa notte dice mamma, dice c'è l'acqua, ci porta a mare, sono rimasti scioccati. Il 13 novembre 2024 si aggiunge al 13 marzo 1995. Stesse scene, stessa devastazione, ma per fortuna niente morti e niente feriti. E a giudicare dalle immagini è quasi un miracolo. Beh, davvero è proprio il caso di dirlo. Adesso sentiamo la testimonianza di una donna che con il marito non ha esitato a gettarsi tra l'acqua in piena e ha soccorso due amici trascinati dal fiume di fango. Il servizio. Ora vedendo i video mi rendo conto che erano urla di panico, di disperazione, perché quello che vedevo nei miei occhi non l'avevano mai visto. Vedevo queste macchine scendere ad una velocità impressionante, capovolgersi e riversarsi al mare. Lei che gridava? Cosa gridava? Credo che gridavo Madonna, le macchine a mare, salviamo Reitano, che è un nostro amico che era intrappolato nella macchina insieme ad una sua amica. Lei ha esortato il marito a fare un salvataggio, può raccontarci? No, è stato sinceramente mio marito che noi avevamo visto questa macchina che si addentrava, noi abbiamo fatto marcia indietro. Volevamo attraversare il torrente per raggiungere mia mamma, ma vista l'impraticabilità mio marito si è ricordato di quella macchina che si era inoltrato e ha detto sicuramente saranno in panne e andiamo a cercarli, e abbiamo fatto tutte le vie di Torre fino a che siamo arrivati all'altezza dove era bloccata la macchina. Sono stati momenti drammatici. Adesso che mi rendo conto sì, in quel momento abbiamo solo pensato che li dovevamo tirare fuori perché già vedevamo tutti i detriti, compreso una grande botte che stava frenata da una ringhiera che stava per buttarsi a mare, quindi la stessa cosa sarebbe successa alla macchina probabilmente. Adesso quelle macchine sono in acqua, ma sembra fosse un film ieri. Sì, dai video che ho fatto, perché sono riuscita a riprendere degli attimi, sembrano dei film d'azione. Lei inizialmente urla, poi addirittura il marito diceva tieni il portafoglio perché... E mio marito, quando ha visto che si è buttato, diciamo in strada, quella è una normale strada dove noi passeggiamo e l'acqua arrivava sopra le ginocchia, e ha detto tieni il portafoglio, perché noi non eravamo usciti per andare a salvare le persone o comunque andare in mezzo al fango. E invece avete salvato comunque due persone e non è poco. No, vabbè, si fa. Penso che l'avrebbero fatto tutti, no? E Catania si torna in classe dopo questa ondata di maltempo. Alcuni giorni di allerta meteo hanno tenuto chiuse le scuole, però i plessi hanno subito piccoli crolli in varie strutture anche a causa della cenere vulcanica che si era depositata sui tetti e avrebbe ostacolato il deflusso dell'acqua. A Siracusa manifestazioni invece per chiedere scuole più sicure. Francesco Aloi. Scuole riaperte oggi a Catania dopo 2 giorni di chiusura per il maltempo, ma gli alunni del Lombardo Radice hanno trovato questa sorpresa. Parte del controsoffitto è crollata direttamente sui banchi di alcune aule, fortunatamente ancora vuote. Ma come vedete in queste foto, crolli ci sono stati anche al comprensivo Brancati. E dire che il sindaco di Catania Trantino aveva approfittato della chiusura per avviare sopralluoghi negli istituti scolastici. Una procedura evidentemente
è solo all'inizio. Con le piogge degli ultimi giorni, lo stato delle scuole ha subito un peggioramento. Vogliamo studiare al sicuro, chiedono anche gli studenti di Siracusa, dove qualche giorno fa si è allagato il liceo Corbino. Che io non possa andare a scuola in modo sicuro, che io debba spaventarmi che crolli un tetto anziché dell'interrogazione è inaccettabile. Dovrebbe fare qualcosa il comune e sicuramente in qualche modo si dovrebbe risolvere. L'acqua che entra in classe o nei corridoi, che diventano piccoli fiumi. Loro quindi sono tutti uniti, docenti e dirigenti scolastici inclusi. Vogliono andare a scuola senza avere la paura che piova dentro, o peggio, che possa cadere un pezzo di tetto in testa a qualcuno. E a Stromboli invece manifestazione dei residenti organizzata per chiedere alle istituzioni interventi immediati per far fronte alla grave situazione di rischio idrogeologico e di pericolo ogni volta che c'è una pioggia. Il grido d'allarme e di rabbia lo abbiamo registrato in questo servizio di Francesco Triolo. Il sottofondo musicale è sullo stile dell'orchestrina del Titanic, ma a Stromboli nessuno vuole affondare, eppure i pericoli sono tanti e risaputi sull'isola, perché quell'incendio del 2022, il maledetto incendio, come lo chiamano qui, ha provocato danni che si trascinano ancora oggi, insieme al fango e ai detriti che vengono portati giù ogni volta che piove. Con la manifestazione di oggi, testimoniata dalle immagini di Gianluca Giuffre tra gli organizzatori, gli stromboliani chiedono interventi immediati per la messa in sicurezza dell'isola e anche della frazione di Ginostra. Chiediamo degli interventi immediati a Ginostra dal 19 ottobre, quando c'è stata la prima alluvione che ha devastato il villaggio. Ad oggi già ci sono state 3 scariche di pioggia, anche molto brevi, però che hanno fatto un disastro enorme. Il villaggio sta venendo giù piano piano e occorre intervenire subito, non possiamo più aspettare. Ci hanno abbandonati a noi stessi, ogni pioggia noi siamo punte a capo. Ci troviamo con le case allagate, con i torrenti pieni, con masse enormi che ci procurano danni enormi. A Stromboli abbiamo sentito di tutto, la comunità europea che non ci aiuta, i soldi che sono fermi, il sindaco che non c'è. A questo punto bisogna fare qualche cosa. E allora io ho proposto di andare tutti a Lipari e non fare più entrare nel comune. E il sindaco forse si sveglia domani mattina e dice no, è chiuso, come mai? Da una catena. E così a Roma. Ci stanno facendo diventare esauriti, nel senso che appena c'è una nuvola nell'aria ti devi spaventare, se tieni i bambini per strada, ci stanno facendo vivere in un terrore. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di cronaca. A Catania l'operazione Meteora svela gli autori di un omicidio del 2016 e i vertici di 2 clan ad Adrano. Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone appartenenti alle cosche Sant'Angelo e Mazzei. Il servizio di Eva Spampinato. La mafia non dimentica gente che naturalmente ha in qualche modo abbracciato quella che è una sorta di carriera criminale. E non perdona. Con i 18 arresti avvenuti all'alba di oggi e che hanno impiegato oltre un centinaio di uomini, la polizia ha chiuso un cerchio rimasto aperto per quasi 20 anni e che ha visto contendersi il dominio del territorio di Adrano tra i clan Mazzei e Sant'Angelo. Tutto parte dal triplice omicidio di Alfio Rosano, Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro, avvenuto a Bronte nel 2006, e prosegue con una scia di sangue e vendette che arriva all'efferato omicidio del 2016 in cui a morire torturato fu Nicola Ciadamidaro, autore per il clan Liotta Mazzone del triplice omicidio del 2006. La vittima, uscito dalla carcere nel 2014, si era tenuto lontano da Adrano, salvo poi tornarci fatalmente nel 2016. La vittima venne sequestrata, portata in una campagna isolata, seviziata e infine decapitata come ennesimo segno di ferocia del clan Sant'Angelo di Adrano. Il corpo non fu mai trovato, né il corpo e nemmeno il capo del Ciadamidaro. Le indagini della squadra mobile Etnea e del commissariato di Adrano hanno preso il via dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni La Rosa, che si definiva un killer perfetto. E quanto emerso attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, poi supportate da tutta l'attività di indagine che ha comportato intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche, attività naturalmente di riscontro e attività dinamiche sul territorio.
L'operazione Meteora, prosecuzione di quella meteorite del 2006, fa luce sull'ennesima tappa di una scia di sangue nel triangolo della morte, Adrano, Paternò, Biancavilla. All'omicidio del 2006 seguirono gli omicidi di Nicolò Liotta nel 2007 ad opera del Clan Sant'Angelo e come risposta quello di Francesco Rosano nel 2008, entrambi efferati. Rosano Francesco venne attinto mentre si trovava a bordo della sua autovettura in una strada di Adrano con 13 colpi di arma da sparo. Un vorticoso giro di fatture fra numerose società estere per frodare il fisco italiano. Sono 47 le persone coinvolte nella maxi evasione scoperta con un'indagine di finanza e polizia coordinata dalla Procura europea. Spiccati 7 mandati di cattura, sequestrati beni per 520 milioni di euro. Manlio Viola. Una maxi evasione fiscale e sull'IVA attraverso false fatture per 1 miliardo e 300 milioni di euro. È quanto hanno scoperto Finanza e Polizia nel corso di un'operazione congiunta condotta sotto il coordinamento della Procura europea. L'inchiesta ha portato a 47 misure cautelari e al sequestro di beni per 520 milioni di euro. L'organizzazione si muoveva fra Palermo e Milano e aveva legami tanto con la mafia siciliana quanto con la camorra campana. È stato il GIP di Milano, su richiesta della Procura europea, ad emettere 34 misure cautelari di arresto in carcere, 9 di domiciliari, 4 misure interdittive. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi anche 7 persone per le quali è stato emesso un mandato di arresto europeo. La maxi evasione sarebbe stata realizzata facendo passare prodotti informatici fra varie società estere per poi non pagare l'IVA all'erario attraverso crediti fiscali fittizi e creati ad arte, pur facendo pagare la stessa IVA al consumatore finale. Le false fatture avrebbero permesso di omettere pagamenti per 520 milioni di euro, pari all'importo del sequestro disposto. Congelamento preventivo dei beni anche per diversi immobili per un valore di 10 milioni di euro fra Cinisello Balsamo, Bellano, Chiavari, Noli, Milano e Cefalù. Adesso ci occupiamo della vicenda di Filippo Mosca e di Luca Cammalleri, 2 giovani nisseni detenuti in Romania per importazione, questa è l'accusa, di stupefacenti. Ieri la sentenza di estradizione per uno dei 2, Luca Cammalleri, mentre per Filippo Mosca è stato rinviato tutto al 2 dicembre. Il servizio di Rita Cinardi. Contava di fare il rientro in patria il prima possibile, ma dovrà aspettare il 2 dicembre per sapere se sarà o meno estradato in Italia. Filippo Mosca, il giovane nisseno detenuto in Romania per traffico di stupefacenti, ha atteso con ansia la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ieri, in serata, è arrivata soltanto per Luca Cammalleri, l'amico con il quale da 1 anno e 6 mesi condivide la cella. Per Filippo Mosca si dovrà attendere la prossima udienza fissata per il 2 dicembre. Pesa su di lui 1 mese in più di condanna per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Questa decisione è stata tremenda per noi, probabilmente perché viene da un tribunale italiano. Quindi speravamo che si accorciassero i tempi affinché finalmente arrivasse questo benedetto trasferimento in Italia e invece no, invece ancora è una violenza fisica e psicologica che si protrae nel tempo. Ci sentiamo soli, continuiamo a sentirci soli, continuiamo a sentirci non rappresentati minimamente. Non so quali saranno i passaggi futuri e davvero non spero più nulla. Tornerà in Italia invece Luca Cammalleri. I familiari speravano anche in una riduzione della condanna, ma alla fine la pena è rimasta immutata, 8 anni e 2 mesi. È una buona notizia che oggi è stato approvato il trasferimento, è stata riconosciuta la sentenza. D'altra parte è una battaglia che continua sicuramente, quindi siamo stanchi, però si va avanti e si combatte. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la piena responsabilità del possesso della sostanza stupefacente, i 2 nisseni sono stati ugualmente condannati. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo di Larimar Naloro, queste sono le prime indicazioni che emergono dall'autopsia disposta dal procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, e si rafforza l'ipotesi che la quindicenne di Piazza Armerina si sia suicidata, anche se restano ancora aperte tutte le piste. Il fascicolo contro ignoti è per istigazione al suicidio. Resta l'appello del procuratore e della famiglia di condividere qualsiasi informazione che possa fare luce su
un possibile caso di revenge porn, la circolazione di video intimi della ragazza, mentre i compagni di scuola di Lari, così era conosciuta, hanno diffuso un documento in cui spiegano il silenzio di questi momenti, un tempo di riflessione, dicono, e di autocritica. Oggi la salma è stata restituita alla famiglia, domani si celebreranno i funerali in cattedrale a Piazza Armerina. Ci sono 60 prescrizioni, ma la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale ha dato parere positivo alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Restano però tante polemiche. Il servizio. La Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale ha dato parere positivo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ma quello della Commissione del Ministero dell'Ambiente è un sì condizionato con alcune prescrizioni previste sul rinvio dell'iter che dovranno essere ottemperate per lo più nella fase di presentazione del progetto esecutivo. A renderlo noto è stato lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le condizioni, secondo la Commissione Via Vas, riguardano non solo l'ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, ma anche aspetti relativi alla progettazione di dettaglio per le opere a terra, la cantierizzazione, la gestione delle materie, gli approvvigionamenti, il rumore e le vibrazioni. Sono in tutto 60. Nonostante questo, i commenti sono stati di soddisfazione, soprattutto del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale adesso l'Italia può guardare al futuro. Anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, esprime soddisfazione. Ora, ha anticipato il nostro impegno, si concentra sulle prescrizioni espresse che saranno valutate con grande attenzione, ricordando che la progettazione esecutiva per fasi ne agevolerà l'attuazione. Intorno all'opera però non sono mancate le polemiche. Prima la notizia del mancato via libera dell'INGV sul rischio sismico, valutazioni che oggi l'Istituto precisa sono di esclusiva responsabilità degli autori e rappresenta solo il loro pensiero scientifico con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Istituto. E poi l'accusa del leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, proprio sulla commissione di valutazione per la nomina di 12 componenti, a suo dire quasi tutti politici e quasi tutti in quota Fratelli d'Italia. Adesso si attende solo il voto del CIPES che avverrà entro la fine dell'anno per dare avvio alla fase esecutiva del progetto. Se dovesse essere positivo, i primi cantieri potrebbero aprire nel 2025. Adesso una buona notizia, gratta e vinci da Urlo in via Terra Santa a Palermo, 22 milioni di euro con un biglietto da 20. Il tagliando è stato acquistato in una ricevitoria tabacchi appunto di via Terra Santa a Palermo. Il servizio di Marco Gullà. Una vincita che sicuramente ti cambia la vita. Il maxi miliardario bacia Palermo con un biglietto da 20 euro acquistato in una tabaccheria del centro. Un giocatore ha vinto 2 milioni di euro, una cifra da capogiro. Siamo contenti per questa persona che ha vinto, speriamo che sia un nostro cliente e che quantomeno metta qualche premio in più, qualche regalo in più sotto l'albero quest'anno. In via Terrasanta è ovviamente scattata la caccia al nuovo miliardario misterioso. Non sarà facile individuarlo, dato che si tratta di una zona ad alta densità residenziale e soprattutto di una strada dove ogni giorno passano migliaia di palermitani e non solo. La ricevitoria inoltre accoglie clienti anche della provincia, essendo appunto una strada residenziale dove sorgono molti uffici, e allora la speranza non può che essere questa. Io mi auguro che possa avere risolto dei problemi se li aveva, o quantomeno essere più sereno. Evidentemente 2 milioni di euro fanno stare più sereni tutti. E allora complimenti al fortunato vincitore, noi ci fermiamo per una piccola pausa, subito dopo rientreremo per parlare del derby di domani sera tra Catania e Trapani. Ancora ben trovati, giornata di vigilia per Catania e Trapani che si troveranno di fronte domani sera al Massimino, derby che pesa per i rossazzurri in crisi di risultato. Toscano e cambia in porta. Marco Carli. Un venerdì da derby siciliano per Catania e Trapani, che si sfidano in campionato e che si troveranno di fronte fra pochi giorni anche in Coppa. La gara della 15ª di Serie C vale tanto, forse più per gli etnei che provengono dalla sconfitta di Crotone, in cui hanno regalato un tempo ai calabresi e che hanno raccolto appena 3 punti nelle ultime 5 gare. Toscano ribadisce che vuole concentrazione per tutta la durata della partita. L'attenzione maggiore nei dettagli, perché anche a Crotone negli episodi
abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi negativi che ci siamo portati dalla nostra parte, però ho visto in un secondo tempo dove c'è la squadra, è viva, è incazzata anche come me per il risultato e per i risultati, e questa deve essere trasformata in energia positiva. I rosazzurri hanno ancora alcuni giocatori reduci da infortunio che non possono avere minuti sulle gambe come De Rose. Toscano dovrebbe rilanciare Beters e perdere Ierardi. E sull'eventuale reintegro di Chinico non si sbilancia. Pensiamo a quelli che abbiamo al momento, dice. In casa Trapani Aronica non avrà Vaglietti e Zuppel, rientrano dalla squalifica Silvestri e Crimi. Il reparto avanzato è uno dei reparti più determinanti in questo campionato del Trapani. In questo ti deve stimolare ad essere più concentrato e affrontare, essere per te una sfida affascinante di affrontare. Trapani-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, considerazioni studio con la possibilità di interagire da casa al termine le interviste in anteprima con i protagonisti. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, dunque vi ricordiamo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà questa sera alle 20 e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie.